andato a chiedere la birra strada al posto in un bar e gli hanno detto: ah sì sì, laggiù in fondo dove fanno i riti. Stiamo già cominciando ad avere una bella fama anche qua, ci siamo appena arrivati. Va bene, dai. Bene, vi ringrazio ancora per essere qui con noi alla conferenza del 13. Lascio Regina fare la presentazione del relatore di questa sera. Noi ci vedremo dopo la relazione esposta da Piero Dragone per una breve pausa in cui ci saranno degli annunci e poi per cortesia le domande le teniamo alla fine. Grazie. Buonasera a tutti, anche a chi non ho potuto salutare personalmente prima, perché già allora, intanto vi ringrazio di essere numerosi questa sera, ci tenevo tanto, veramente tantissimo, perché il relatore che abbiamo è una persona molto molto preparata, che però abita lontano, quindi ha fatto un lungo viaggio per venire qua, e quindi ci tenevo moltissimo a fargli trovare un pubblico numeroso e poi attento, brillante come siete di solito. Allora, qualche notizia su di lui. Lui insegna all'Università Esoterica di Lecce e insegna archeoastronomia esoterica e percorsi iniziatici e fenomenologia angelica e demoniaca. Ha pubblicato alcuni libri: Custodi dell'immortalità, Il segreto delle ere e Dominio. Ma oltre a questo, diciamo proprio che ha iniziato una sua missione personale. Voi sapete che queste conferenze che noi organizziamo hanno uno scopo, no? Lo scopo di aiutare le persone, di divulgare delle conoscenze che possano aiutare proprio a migliorare la vita, no? Il benessere delle persone, sia a livello magari alimentare o anche da un punto di vista medico, però anche da un altro punto di vista, da qualcosa di più materiale, ad esempio i percorsi proprio evolutivi dell'essere umano. Da questo punto di vista penso che questa sera sarà una conferenza straordinaria con lui, perché proprio lui condivide con noi questa missione, no? Aiutare l'essere umano, l'umanità ovviamente nel proprio piccolo, a percorrere quell'evoluzione a cui è destinata e che qualcuno invece magari cerca di ostacolare. Comunque adesso vi lascio a lui e con tanta emozione vi presento Piero Dragone. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. È la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che proveranno ad ammorbare, infine distruggere i miei fratelli, e tu saprai che il mio nome è quello del Signore, quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Ora, perché ho esordito con queste parole? Qualcuno avrà riconosciuto la famosa citazione biblica del film Pulp Fiction del 94 di Quentin Tarantino, giusto? Ecco, una informazione è falsa. Questo sì, è un film di Tarantino, è del 94, le frasi sono proprio queste, ma questa non è una citazione biblica. Tarantino l'ha inventata. Quanti di voi dal 94 ad oggi hanno provato a verificare se questo era davvero scritto nella Bibbia oppure no? Pochi, immagino. Io posso accettare però che si lavori di fantasia sulla Bibbia quando si lavora nel cinema, perché uno racconta storie, inventa storie, è il suo mestiere lavorare di fantasia, va benissimo, ma nella ricerca questo per me non è accettabile. Non riesco ad immaginare una ricerca che si nutre di menzogna per poter essere ricerca, è il contrario di se stessa. Non si può fare ricerca basandosi su delle menzogne. Dal 2000 più o meno ad oggi sembra come se
la Bibbia sia diventata il campo di battaglia tra chi crede e chi non crede. Chi crede trova le sue conferme lì, chi non crede trova tutte le conferme lì, nella Bibbia. E ne trovano tante di conferme, di motivi per non credere. Ci sono tanti ricercatori, tanti miei colleghi che esibiscono prove su prove del fatto che la Bibbia non è affatto quello che che ci è stato detto finora, che ci è stato raccontato anche fino al catechismo, e che quindi non va presa neanche seriamente, va letta per quella che è. Tutto giusto a livello teorico, se questa operazione non fosse viziata da un difetto di fondo, che i 2000 anni di manipolazione della Chiesa non sono niente rispetto a quelli che sono stati compiuti negli ultimi quasi 20 anni. Ed è da qui che io voglio cominciare. Voglio mostrarvi, anzi, succede sempre questo nelle conferenze. O qualcuno mi interrompe e mi fa la domanda, me lo fa notare, o me lo fa notare alla fine. Allora, una volta che ho capito come va, rispondo prima, va bene, mi faccio la domanda, mi do la risposta. Nella Bibbia si legge che il Dio biblico è un guerrafondaio, è uno che ama fare guerre, che ordina ai suoi di fare guerre. Giusto, è vero, c'è scritto così, ma se qualcuno avesse voluto manipolare la Bibbia come dicono, non avrebbe cancellato tutte le parti dove il Dio biblico risulta cattivo o un uomo che vuole fare sempre guerra? Evidentemente era necessario che rimanesse l'idea che il Dio biblico conduce guerre. La domanda è contro chi? Perché contro chi finora non ci è stato mai detto. Secondo, dicono, ma il Dio biblico comanda anche il sacrificio di bambini. Beh, su questo devo rispondere che è falso. E voglio dimostrarvi perché. Allora, questi sono alcuni dati statistici che ho raccolto. La Bibbia contiene più o meno 800.000 parole. Fate conto che un normale romanzo, per esempio i Promessi Sposi, non vanno oltre le 80.000 parole, ok? 3 milioni di caratteri, stiamo parlando di un libro enorme. La mia Bibbia di Gerusalemme contiene oltre 2720 pagine. La nuova e riveduta che ho lì ne contiene poco più di 800. Un solo verso, ripeto, neanche il verso, una parola viene presa come esempio e come capo di accusa per dimostrare che il Dio biblico vuole sacrifici di bambini che sono stati nascosti dalle successive traduzioni. E ora vi mostro come si manipola l'informazione oggi. Questo è il verso tanto incriminato. Dio stesso dice: e io ho dato loro delle leggi non buone e delle prescrizioni per le quali non potevano vivere, cioè li mettevo a dura prova, li costringevo a fare delle cose che gli rendeva dura la vita. È chiaro fin qui? Puntini puntini, facendo passare per il fuoco ogni primogenito per ridurli alla desolazione, eccetera eccetera. Voi cosa capite leggendo qui? Che Dio ha fatto cosa? Cioè nelle leggi negative, cattive, non buone che dava al popolo, c'era anche quella di far passare per il fuoco ogni primogenito, cioè di sacrificarlo per lui. Giusto? Questo emerge. È su questo che si attacca la critica nei confronti del Dio biblico. Ora, io non ho nessun interesse per difenderlo, cioè io con il Dio biblico non ho niente a che fare, ma non posso sopportare che si faccia questo uso di un libro che non per me, ma per qualcun altro continua ad essere sacro. E nessuno ha diritto di prenderlo e di trasformarlo in carta straccia, per non dire anche peggio, solo perché deve ottenere un risultato. E poi vedremo qual è questo risultato. Quei puntini sono quelli che mi hanno fatto venire il sospetto, quei puntini di sospensione. Uno in genere mette i puntini quando salta le frasi che non servono a niente. Vogliamo vedere insieme qual è la frase che non serve a niente, quella che è stata tagliata dal verso 25, 26 di Ezechiele. Ecco. Innanzitutto la premessa, verso 24, è: rigettavano le mie leggi e si sono contaminati con gli idoli dei loro padri, cioè facevano qualcosa che andava contro le mie prescrizioni e si prostravano di fronte agli altri idoli, per cui io, per farli ritornare sulla buona strada, in pratica, ho dato loro delle leggi severe, in modo tale che capissero che stavano sbagliando. Questa è la parte tagliata dai puntini di sospensione. E io, da me, cioè resi impuri o giudicai profani, o letteralmente
definì, dice nella Bibbia in inglese, definì unclean, cioè li definì sporchi, non puliti. Quindi lui rigettava i doni che venivano offerti sia a lui che agli altri. Quali sono questi doni? Quando facevano passare per il fuoco il primogenito, non per ridurli alla desolazione. Quale desolazione? Il verbo è shanem, che significa letteralmente far vergognare, far provare orrore, da cui l'inglese to shame, cioè vergognarsi. Se si sostituiscono quei puntini di sospensione volutamente messi per tagliare la frase, così si capisse che il Dio biblico vuole sacrifici umani, si legge che lui dice: voi avete continuato a fare cose sbagliate, facendo quello che fanno gli altri per gli altri idoli, cioè sacrificare bambini, ed è questa la ragione per cui io vi ho puniti, finché fino alla fine voi non capivate che questo non va fatto. Allora, una volta che noi comprendiamo questo, cioè che c'è una cesura di chi dice di tradurre letteralmente, ma tanto letteralmente non lo fa, io mi chiedo, sono due le domande, pubbliche e dirette, che io faccio. Perché tutto questo odio nei confronti del Dio biblico? Perché ci deve essere una ragione. E qual è lo scopo? Cioè dove si vuole arrivare? Una volta che si è insegnato alla gente, rispondo io se vuoi. Una volta che si è insegnato alla gente ad odiare il Dio della Bibbia, dove si vuole arrivare? E soprattutto, terza domanda, chi è il mandante di tutto questo? Perché io ho un certo sospetto, ma lo vedremo insieme. Questa è la prima domanda. Questa è la seconda. Perché dicono sempre che il Dio biblico combatte? E qui lo dico anch'io, non fa altro che ordinare ai suoi di combattere. Ma la domanda è: contro chi il Dio biblico vuole che si combatta? Perché un conto è dire combatte, punto, un conto è dire anche contro chi si combatte. Io faccio spesso questo esempio. Noi oggi siamo abituati ad avere info da internet, non informazioni. Io dico che dietro questa parola si nasconde un'insidia. Intanto l'info è un'informazione a metà, non completa. E poi, magari quella che ti danno è anche la parte sbagliata. Se io vi raccontassi, se la storia avesse tramandato una info, cioè Robin Hood ruba, voi avreste pensato, tutti penseremmo che è un poco di buono, è un ladro e niente di più. Se invece completiamo l'informazione, diciamo Robin Hood ruba ai ricchi per dare ai poveri, il senso cambia. Da essere un ladro, un criminale, diventa un eroe, un esempio. Io ho il sospetto che nel fare questo tipo di propaganda sbagliata, deleteria, si nasconda proprio il desiderio di fare info e non informazione. Dici che il Dio biblico vuole combattere, ma non dici mai contro chi, perché ce ne sono tanti. Se scopriamo contro chi combatte, scopriamo perché quella battaglia non solo è legittima, non ci viene detto mai contro chi. Allora, io vi mostro alcune immagini, hanno degli elementi in comune, voglio che li capiate voi da soli. Guardate, sono statuette risalenti al periodo precristiano del bacino mediterraneo, quindi Europa, Africa e Medio Oriente. Queste qui, queste qui, queste. Questo era l'idolo dei Canaaniti, cioè di chi abitava nelle terre di Canaan. Questa è un'immagine classica. Quando il popolo degli Israeliti tradisce Yahweh, in automatico, se tu non stai col Dio biblico, cominci a seguire un Dio che ha le sembianze di un toro, quindi che ha le corna. Avete visto dalle immagini che vi ho mostrato prima? Molti dei guerrieri indossavano degli elmi con le corna e combattevano contro altri soldati che non indossavano elmi con le corna. È come se il mondo fosse diviso in due anticamente. Chi indossava gli elmi con le corna e chi non li indossava. Due modi di vedere il mondo. Uno con le corna, uno no. Questa è la situazione di chi adorava il toro in tutta l'Europa e nel bacino mediterraneo. Come vedete, dall'Irlanda fino alla Mesopotamia, che si chiamasse Baal o Bel, tutti adoravano il toro. La diffusione era enorme, quasi tutto il territorio.
del bacino mediterraneo, tutti adoravano il toro con un nome leggermente diverso, o Baal o Bel. Io dico che qualcuno giustamente può farmi notare, ma questo è il culto del toro anticamente, ok, ma oggi siamo nel 2017 e le cose vanno in maniera diversa. Magari. Prima si chiamava culto del toro, oggi si chiama in un altro modo, un po' più raffinato. Non è quello dei ragazzini che si riuniscono, che sentono musica metal, ma è qualcosa che sta molto più su. Non è più culto del toro, oggi si chiama ci rivedremo. Questo dice un senatore nel 1987 e nel 1989, quindi prima della caduta del muro di Berlino, quando ancora c'erano comunisti cattivi e americani buoni e il mondo era diviso così. Esiste un governo ombra che ha la sua aeronautica, il suo esercito, le sue leggi e che sta al di sopra di tutti i governi. Quindi in pratica i piccoli governi delle varie nazioni non fanno altro che rispettare le leggi di qualcuno che sta un po' più in alto e decide per loro. Quanti ormai tra noi hanno acquisito questo come un dato di fatto? L'abbiamo capito anche vedendo come va la situazione in Italia. Siamo noi che decidiamo? Da quanto noi prendiamo le decisioni? Ma il capo dell'FBI di Los Angeles, quindi non io che potrei raccontare balle, ma il capo dell'FBI di Los Angeles dice che chi fa questo, e che lui definisce illuminati, si serve di una rete satanica, e ripeto, non sono i ragazzini delle cascine che sentono musica e si sbronzano e fanno quelle cavolate lì. Stiamo parlando di un satanismo un tantino più raffinato, di gente che sta più su, che vive nelle ville, non che gira per strada con le magliette degli Iron Maiden e di altri gruppi. Questi governi si servono di una rete, loro la chiamano satanica, per controllare o spaventare il paese. Io vi posso assicurare che da quando ho cominciato a raccogliere testimonianze o confessioni di persone che mi hanno detto di essere state rapite, e mi dispiace dirlo, anche violentate da sette sataniche, quindi sono state anche costrette al silenzio, ho cominciato a ricevere, per chi mi segue su Facebook, minacce di un certo livello. Io le ho anche rese pubbliche. Siamo arrivati anche a minacce praticamente quotidiane, in cui gente mi invita a tacere e a smetterla, parlando al plurale, ok? Quindi satanismo, è il satanismo che è una delle reti di cui si serve qualcuno che è potente, che sta su e che cerca di tenere in pugno il mondo attraverso qualcosa che ha a che fare con il satanico. Voi sapete quali sono gli oggetti, i simboli legati al satanismo, no? Le corna, il caprone capò, la testa del caprone capò. Un attivista coraggioso nel 2000, rischiando sulla sua pelle, ha ripreso questo strano rituale che gli uomini più potenti del mondo tengono annualmente, ogni estate, in un bosco privato, si chiama il Bohemian Grove, in America, in California. Se ti avvicini, prima ti sparano, poi ti chiedono chi sei. Lui è riuscito a riprendere queste immagini, ma attenzione, i dati che emergono sono allarmanti. Uno, la divinità a cui loro si rivolgono ha un nome, si chiama Moloch, e poi vedremo chi è. Qui viene rappresentato nelle sembianze di gufo, ma attenzione, il gufo non rappresenta la divinità in sé, ma rappresenta gli adepti e la condizione in cui si trovano, cioè quello che loro devono fare: agire nell'oscurità, vivere nell'oscurità, guardare e muoversi solo nell'oscurità. Moloch ha altre sembianze e ora vedremo quali sono. Il rituale, se cercate il video su YouTube, ha uno svolgimento particolare, perché gli uomini, questi sono presidenti e uomini ricchi, attori e gente potentissima, che si riunisce lì nelle vesti di sacerdoti di questo Moloch. Nel rito loro insistono, anzi è chi interpreta la parte del Dio che dice: voi stupidi umani pensate forse di liberarvi di me? Non ci riuscirete mai. Quindi il motivo per cui i potenti si riuniscono lì è quasi per tentare di scongiurare, di allontanare da loro l'ombra di chi li controlla e che si chiama Moloch, ma non ci riescono, e quando bruciano la figura, gesto inutile, per qualcuno, dico per qualcuno perché è un parere, non ho la prova provata,
viene sacrificata anche una vita umana in quel rogo lì. Io mi domando perché i potenti del mondo, il cui Dio è il denaro, hanno bisogno di prostrarsi e divertirsi con delle lunghe vesti nere dinanzi a un Dio che si chiama Moloch. Ti rendo presente che questa è una vignetta satirica. Ok, forse qualcuno ha esagerato un po', fa vedere gli uomini presidenti di varie nazioni pronti a sacrificare, ad assistere al sacrificio di un bambino posto su un altare con la testa di un caprone, ma quando si fa satira si lascia sempre un messaggio per dire io ho capito, e il messaggio è questo: l'occhio che ha uno dei sacerdoti, quello è un occhio sinistro rosso. Teniamo a mente questo dettaglio: occhio sinistro rosso, ok? Va bene così? Sì, grazie. Anche gli altri sono tutti occhi sinistri rossi. Moloch ha queste sembianze. Anche i romani, quando rabbrividivano dinanzi ai sacrifici che i cartaginesi facevano in nome di questo dio o di Baal, che poi è la stessa cosa, lo rappresentavano come un dio con le corna, con la fornace nella pancia, pronta per ricevere dei bambini in sacrificio. Ma di questo Moloch si parla nell'Antico Testamento ovunque, e la domanda viene ripetuta ancora una volta: che ci fanno gli uomini più potenti del mondo prostrati dinanzi ad un dio biblico, un dio dell'Antico Testamento, un dio che si chiama Moloch? Perché si prostrano dinanzi a questo qui? Allora il culto del toro non è morto, non stiamo parlando di statuette, di qualcosa di antico, c'è qualcosa che è sopravvissuto. Vediamo in quali forme è sopravvissuto. Allora, guardiamo un attimo il cielo, e noi vediamo in una parte molto bella del cielo la costellazione di Orione, Sirio alla destra, Aldebaran a sinistra. Sirio, stella azzurra, Aldebaran, stella rossa. Occhio del toro, occhio del cane. Ok? Occhio rosso del toro. La loro posizione, il loro ruolo rispetto a noi è data dalla costellazione che è lì nel mezzo, Orione. Nella mitologia greca, come ci insegnano a scuola, Orione è un cacciatore che ha dei capricci un po' particolari, vuole inseguire le Pleiadi, vorrebbe catturarle tutte e 7. In realtà, se guardiamo bene, Orione non ha niente del cacciatore, anzi, guardate come è vestito: scudo, spada, fodero, sono più che altro armi di un guerriero, non strumenti di un cacciatore, giusto? Se allarghiamo l'immagine non solo ad Orione ma anche alle costellazioni che stanno attorno, vediamo che sotto il piede sinistro, si chiama Rigil, c'è un lungo fiume che per molti fiume non è. Infatti la testa di quel fiume si chiama Cursa, che in inglese Cursa vuol dire maledetto. È come un serpente sotto il piede sinistro di questo gigante rappresentato in cielo. Cioè è un'immagine molto simile a quella dell'arcangelo Michele. Guardate le due rappresentazioni messe a confronto, per me non ci sono molti dubbi. È evidente che Orione, almeno per la cultura europea, quindi stiamo parlando delle nostre terre, doveva rappresentare l'arcangelo Michele, e questo è confermato anche dal fatto che per molti Apollo e Michele fossero la stessa cosa. Dove troviamo insieme Apollo e San Michele? Ve lo ricordate? Nella linea dell'arcangelo, si chiama l'asse Apollo-San Michele. Ora, perché proprio l'arcangelo Michele deve separare Sirio e Aldebaran? Perché proprio lì in mezzo, l'arcangelo guerriero? Nel rituale dell'esorcismo c'è scritto: Princeps gloriosissime, celestis milizie, Sancte Michele arcangelo, defende nos in proere adversus principes et potestates, cioè principe delle milizie celesti, difendici nella battaglia contro principati e potestà. E chi sono questi principati? Chi sono le potestà?
Se noi leggiamo una delle lettere del Nuovo Testamento, San Paolo spiega esattamente chi sono. Dice, noi, la nostra battaglia, noi combattiamo, quindi la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e carne, ma contro i principati e le potestà, quelli dell'esorcismo, contro i dominatori di questo mondo di tenebre e gli spiriti del male che abitano le regioni celesti. Cioè è chiaro, questi sono esseri che non sono fatti proprio come noi, che sono diventati dominatori di questo mondo, ma che non vengono da questo mondo, vengono dalle regioni celesti. Più chiaro di così non poteva dirlo. Non esisteva la parola alieni o qualcosa del genere, ma il riferimento è abbastanza evidente. Non vengono dalla terra, ma sono diventati padroni della terra. E si invoca proprio l'arcangelo Michele per difenderci nella battaglia contro questi. Perché se guardiamo la conformazione stellare, i nemici dell'arcangelo sono due. Uno è il toro, l'altro è il serpente. Chi doveva inizialmente occuparsi del sorvegliare la vita umana, del guardare che tutto andasse secondo la norma e non interferire, altrimenti non ti chiami guardiano, watcher o Irene, cioè colui che si limita a guardare. Se qualcuno avesse fatto solo questo ruolo, si fosse limitato a questo, oggi non vivremmo la situazione che viviamo. Ma ad un certo punto qualcosa è andato storto, dicono i libri di Enoch, dicono molti apocrifi dell'Antico Testamento, cioè degli angeli che non hanno voluto rispettare le consegne, sono discesi sulla terra e si sono uniti carnalmente con gli uomini, conducendo la razza umana su una via di perdizione, di impurità, di involuzione. Motivo per cui si è dovuto intervenire in tanti modi diversi. Uno di questi, sto citando la Bibbia, è il diluvio. Anche nell'Antico Testamento si fa riferimento a questo. Guardiamo il libro dei vigilanti di Enoch, cosa dice? Questi che dovevano limitarsi a guardare, quindi solo a sorvegliare, come dovrebbe fare l'occhio del toro, consumarono tutti i beni degli uomini, e quando gli uomini non poterono più sopportarli, cioè alla fine qualcuno disse basta, si volsero contro di loro e divorarono l'umanità. Cioè questi erano cannibali, ok? Cannibali. Tutti se la prendono con il Dio biblico, ma dei vigilanti che erano cannibali nessuno fa parola. Ed iniziarono a peccare anche contro le donne, a divorarsi reciprocamente e a bere il sangue. Bere il sangue. Ora, io vi faccio una domanda. Al di là dei riferimenti alla ritualità egizia e cattolica del mangiare la carne e del bere il sangue, in quali rituali non proprio, diciamo così, consoni o puliti si fa qualcosa del genere, tipo bere sangue di animale o addirittura a volte mangiare carne umana? Lo si fa in molti rituali satanici, ok? Lo facevano allora, probabilmente qualcuno lo fa anche adesso. Nella Genesi si dice in pratica lo stesso, cioè quando cominciarono a moltiplicarsi le donne, gli uomini e le donne sulla terra, loro, vedendo che le donne erano belle, discesero per unirsi con loro e procreare quelli che vengono chiamati Nefilim, cioè la razza dei decaduti. Figli del cielo nell'Antico Testamento, vigilanti nei libri di Enoch. Stiamo parlando della stessa cosa. Una specie ad un certo punto, qualcuno lassù non ha voluto più obbedire ed è disceso qua giù e si è contaminato, contaminandoci. Per questioni di tempo non analizzerò tutti e tre i punti, ma in genere, se voi guardate un po' la mitologia di tutto il mondo, quando si deve rappresentare il nemico del Dio di luce, del Dio buono, si fa sempre riferimento a questi tre animali, o i tori, o le capre, o i draghi. Noi oggi analizzeremo solo i tori. Allora, ritorniamo su Aldebaran sinistra, Sirio destra. Ma quando noi vogliamo riportarlo sulla terra, guardate la mia mossa, destra, sinistra, Aldebaran, Sirio, quando lo riportiamo sulla terra, l'immagine si riflette specularmente. Ciò che a sinistra passa a destra e viceversa. Proviamo a riflettere questo sull'Europa. Quindi capovolta viene così, ok? E sovrapponiamo Orione alla linea dell'Arcangelo Michele, perché quella è la linea dell'Arcangelo Michele, e Orione abbiamo visto che rappresenta l'Arcangelo Michele. Abbiamo i tori da una parte e Sirio dall'altra.
Da questa parte le divinità non volevano che fossero rappresentate con delle sembianze particolari, non volevano neanche essere rappresentati. Quando si facevano dei rituali per Odino o Thor o per qualcun altro, non ci si prostrava dinanzi alla statua di Odino o alla statua di Zeus o alla statua di Aton, peggio, o Adon. Da questa parte non c'era la prostrazione di fronte ad una statua, da questa parte sì. E come vedete è evidente che da questa parte della linea dell'arcangelo tutti indossavano elmi con le corna di toro, perché erano sotto l'influenza di quella stella, da quella parte no. Questa è la linea dell'arcangelo con i nomi dei santuari che la compongono, e questa è la disposizione degli adoratori del toro e di chi non lo adorava. Il mondo sembrava diviso in due: chi adora il toro e chi no, chi rappresenta il toro e lo manifesta con gli elmi o le statue, e chi invece non lo fa, non rappresenta le proprie divinità. Quando gli artisti greci rappresentavano la bellezza di Apollo, la bellezza di Zeus, non si prostravano di fronte alla statua, non c'era prostrazione, era ammirazione, è diverso. Non era l'adorazione per la statua, non erano idoli, era una specie di celebrazione della loro bellezza fisica. Ora, abbiamo visto che il loro nome è Baal Bel. Nella Bibbia Baal ricorre tantissime volte. Per molti Baal significa Signore, ed è falso, perché in ebraico Signore si dice Adonai o Adoni o Adon, cioè Signore o mio Signore. Baal deriva dalla stessa radice da cui ha origine la parola bull, che in inglese significa toro, ma significa anche in latino bulla, in francese ballet, cioè menzogna, e ha a che fare con qualcuno che è tirannico, prepotente, despota nei confronti degli altri uomini. Tiene fuori una bella immagine, insomma, no? Il toro, cioè chi viene rappresentato con le sembianze di toro, è arrogante, è tirannico, è prepotente, e per mantenere il suo potere racconta un sacco di balle. Ma come potete vedere, come ho segnato qui, le prime citazioni non sono al singolare, non viene nominato un dio che si chiama Baal, sono tutte citazioni al plurale, si parla di una pluralità di esseri che si chiama Baalim, cioè sono un insieme di esseri o entità che avevano come obiettivo quello di contrapporsi al volere del Dio biblico. Questo nella Bibbia è scritto abbastanza esplicitamente, per chi vuole cercare. In pratica nella Bibbia la lotta è a due: il Dio biblico, il Dio che noi conosciamo, il Dio degli ebrei e il Dio dei cristiani, e tutti gli altri che avevano sembianze di toro. Si può leggere così la Bibbia e le guerre che c'erano nella Bibbia. Questi sono solo alcuni esempi di citazioni. Come vedete il riferimento è evidente che i Baalim sono i tori. Baalim, nello stesso verso, a poche righe di distanza, al Galgala hanno sacrificato ai tori. Questo Efraim si è reso colpevole con il Baal, questo è carino. Hanno peccato e si sono fatti idoli d'argento, incitano gli uomini a offrire sacrifici e baciare i vitelli. Cos'è sto baciare i vitelli? Quando mai uno venera baciando i vitelli? Cioè che modo di venerare, idolatrare? Nella stregoneria, in alcuni sabba, il bacio della vergogna è il patto con cui si sancisce il legame tra il nuovo iniziato e il demone che si invoca, o il diavolo stesso, ed è un bacio che non si dà propriamente sulle labbra, ma in zone meno nobili, ok? Perciò si chiama il bacio della vergogna. Eppure il Dio biblico lo dice chiaro, che entriamo nel vivo della discussione. Dice: oh, mi raccomando, dice al suo popolo, io vi porterò nella terra di Canaan, abbiamo una missione da compiere, ma attenti, dove vi conduco non vi dovete comportare secondo le usanze di questi qua. Ma cosa faranno mai i cananiti di tanto crudele da dover essere messi in guardia il popolo ebraico a dire non fate quello che fanno loro, attenzione, è pericoloso. Non ce l'ha detto nessuno finora, non ce lo dice la Chiesa, non ce lo dice chi da 20 anni traduce, pensa a modo suo la Bibbia, ma non dice contro chi mette in guardia. Il Dio biblico è cattivo, va bene, vogliamo vedere contro chi è cattivo? Allora, innanzitutto guardiamo questa cartina. Guardate il regno di Giuda, che si è separato dal regno di Israele,
E guardate tutti i popoli attorno, dai Moabiti, dagli Ammoniti, fino ai Filistei, ai Fenici, per arrivare alla Mesopotamia o alla terra del Sinai. Tutti adoravano il toro, tutti adoravano divinità con sembianze di toro. Solo qui, nella terra di Giuda, non si adorava il toro. Più o meno avete idea di quanto è grande il regno di Giuda? Così, provando ad immaginare. È poco più grande della Lombardia. Cioè, immaginate un territorio così piccolo, devoto a questo Dio biblico, e tutti intorno che adorano il toro, da Cartagine fino a Babilonia. Allora, hanno ragione quelli che dicono che gli aveva bisogno di stendersi sul lettino dello psichiatra, ma come ti vai a insidiare lì dove tutti non vedono l'ora di farti la pelle, perché tu sei diverso dagli altri dei, tutti hanno sembianze di toro, tu no, tu anzi dici ai tuoi di non contaminarti con le abitudini di quei popoli lì. È una situazione drammatica, un popolo diviso, disunito, che non sempre lo obbedisce e che si trasferisce in una zona dove praticamente è certo che gli faranno la pena. Infatti il regno di Giuda ha subito diversi attacchi nella storia. O è pazzo, oppure finora ci è stata data una info e non un'informazione completa. Perché è andato lì? Cosa pensava di ottenere fronteggiando faccia a faccia chi adorava il toro? Cosa voleva estirpare? Cosa pensava di fare questo folle? Questo Dio che vuole la guerra, che è cattivo e guerrafondaio e vendicativo. Queste sono cose che non leggerete da nessun'altra parte. Allora lui dice, mi raccomando, fate in modo che nessuno della vostra discendenza si prostri dinanzi a Moloch. Ritorniamo a Moloch, ve lo ricordate all'inizio, no? Quello che i potenti adorano ancora oggi. Anche all'epoca dicevano non vi prostrate dinanzi a Moloch. Il mondo non è cambiato poi così tanto. Ma poi c'è questo verso, questo mi ha inquietato. Leggetelo voi, non ci riesco. Questo non lo dicono. Cioè, chi adorava il toro, le divinità con sembianze di toro, pretendevano che i loro adepti facessero questo. Questo l'abbiamo letto mai? Quando si critica il Dio biblico, qualcuno ha mai detto questo? Sì, ma gli altri non sono neanche da meno. È il Dio biblico che deve stendersi sulle piede dello psichiatra. È il Dio biblico che deve essere processato al tribunale dell'Aino. Questi no, di questi non si dice niente. Il Dio biblico combatte, ma non ci dicono contro chi. Vedete cosa facevano? Abbiamo visto, erano cannibali, bevevano sangue e facevano questo, per poi far nascere non so bene cosa. Questo ancora non lo dicono. Il Dio biblico non è che si spreca tanto sempre solo con parole di cattiveria. Ogni tanto qualche buon messaggio lo lascia. Peccato che quelle pagine forse si sono incollate e si saltano 2 a 2. Il mio giudizio splende come luce. Che messaggio orrendo. Perché io voglio amore e non sacrifici. Cioè lo dice, non voglio sacrifici. Eppure qualcuno dice no, il Dio biblico vuole i sacrifici. Voglio la conoscenza degli Eleni, cioè voglio che voi capiate chi siamo veramente. Voglio che voi conosciate chi siamo noi. Non gli olocausti. Fanno l'elenco di tutte le volte che Dio pretende i sacrifici o vuole che il sacrificio sia fatto in una certa maniera, ma non dicono quando lo dice guarda che non è proprio quello che io voglio, io aborrisco queste pratiche. E dà dei consigli su come farli perlomeno nella maniera corretta, anche se è un discorso complesso, perché là si entra nella magia. Poi dice, per loro sono stato come colui che solleva un bimbo e lo stringe alla sua guancia. Mamma mia che Dio cattivo, che brutta immagine. Io li guarirò e li amerò di vero amore. Questo continua a parlare di amore. E poi dice, questa frase non mi è nuova, ama il prossimo tuo come te stesso. Già dall'epoca il Dio biblico cercava di dare questi messaggi, di diffondere questo verso il suo popolo. Non parlava sempre in negativo, non comandava sempre guerre, non era fissato con la guerra. Voleva conquistare quella terra lì perché lì doveva compiere una missione. Anche questo non lo dicono. I vari Baal citati
oltre centinaia e centinaia di volte, pretendevano ogni volta che si facesse in loro onore una serie di sacrifici, quasi sempre di bambini, che si chiamasse Baal, che si chiamasse Moloch, poco importa, sempre sembianze di toro ha, e stiamo parlando più o meno dello stesso gruppo di divinità. Cioè a loro si fanno sacrifici umani. Per una parolina che abbiamo visto all'inizio, tradotta male e letta peggio, Dio biblico è cattivo e vuole sacrifici umani. Caspita, questo è citato almeno un centinaio di volte, ma di questo non si dice niente. E perché di questa stella, di questi esseri con sembianze di toro non si dice quello che fanno? Perché tanto odio, ripeto ancora una volta, nei confronti del Dio biblico e non si parla anche degli altri? Questa è un'immagine del dio Moloch, per il quale venivano offerti sacrifici umani, sacrifici di bambini. Ci sono due elementi che vi prego di notare. Primo, le mani. I tori hanno le mani? No. Secondo, i tori sono carnivori? No, i tori non sono carnivori. Allora perché fare sacrifici di carne umana per degli animali che non sono neanche carnivori? Evidentemente quello era il simbolo di qualcosa, non è che uno aveva l'aspetto di toro. Se vuoi fare un sacrificio di carne, lo fai ad un felino, un animale più maestoso, più aggressivo. Il toro castrato diventa il bue, quello che serve l'uomo nei campi. Cioè, alla fine questa nobiltà nel toro non c'è. Il toro nella corrida viene ucciso per dimostrare la forza dell'uomo sul toro, la vittoria del bene sul male. Allora, perché chi ha le sembianze di toro vuole il sacrificio di bambini? Questa pratica del rivolgersi al toro come il simbolo di qualcosa non è affatto cambiata. Come vi ho detto, non è il culto del toro un tempo e oggi ormai li abbiamo superati. Questo si trova, come ho scritto qui, a New York. È il simbolo, la frase è bellissima, dell'ottimismo finanziario aggressivo. Cioè, dobbiamo fare soldi anche tanti e fregandoci degli altri, anche del male che possiamo fare. Il simbolo di questa aggressività è il toro. Quando c'è di mezzo il dio denaro, il simbolo è il toro. Benissimo. I nazisti, tra le tante arterie esoteriche del nazismo, c'erano i cosiddetti signori della pietra nera. Il simbolo dei signori della pietra nera è un toro, un caribus nero, cioè un toro colorato, che c'entra i nazisti con il toro. Se facessi l'elenco di tutti i riferimenti del toro e del nazismo, probabilmente faremmo una conferenza a parte. I nazisti avevano un legame molto forte con la stella Aldebaran e quindi con l'occhio del toro. Basti solo pensare che se fate una ricerca ora, mentre ve lo dico, così verificate voi stessi, Maria Orsic, una medium, diceva di ricevere messaggi da esseri che abitavano sulla stella Alfa Tauri, cioè Aldebaran, tanto che quegli abitanti vengono chiamati Aldebariani, cioè ariani, da cui derivano gli ariani che stanno sulla terra, gli ariani che il nazismo voleva imporre come popolo eletto. Tanti nomi diversi, tante sembianze diverse, per dire una sola cosa. I Sumeri chiamavano queste divinità con sembianze di toro Anunnaki. Quello, simpaticissimo Enki, è un dio rappresentato con le corna di toro. Ora, secondo i Sumeri, il simbolo del potere erano le corna. Lo so, anche a me viene da ridere ogni tanto. Più corna si indossavano sull'elmo, più si dimostrava di avere potere, un po' come le piume per gli indiani d'America. Più corna si aveva, più si era potente, uno ostentava di avere tante corna. Allora, leggiamo uno dei miti di Enki e degli Anunnaki, tanto cari a Sitchin e molti altri ricercatori moderni. Ora, questi Anunnaki, quando sono giunti sulla Terra, avevano bisogno di creare artificialmente due fiumi, il Tigre e l'Eufrate. Non c'erano prima e lui li ha voluti creare. Poi vedremo perché. Quando chi era stato messo lì a lavorare si era stancato di obbedire agli ordini di fare il lavoro da schiavo, ha detto ad Enki, Enki, basta, io non voglio fare più questo lavoro, trova qualcun altro. E allora Enki ci ha pensato un attimo su e ha detto che provvedo io.
vede delle creature che pascolano libere per il mondo, le trasforma attraverso innesti di DNA e viene fuori? No, no. Cioè, per i Sumeri, e ripeto, per i Sumeri, la vita umana è nata così. Questi Homo erectus, o chiunque essi fossero, sono stati presi e manipolati per sostituire questi esseri a fare il lavoro duro di recupero dei minerali, oro, argento, o costruire i due fiumi Tigri ed Eufrate. Io non lo sapevo, ma a quanto pare per i Sumeri il Tigri e l'Eufrate sono fiumi artificiali. Perché Enki aveva bisogno di creare i due fiumi artificiali? La mia risposta, sì, anche di critica, è questa. Guardate bene il confronto tra la costellazione del Toro e i fiumi Tigri ed Eufrate. La città Ur, che significa occhio, corrisponde ad Aldebaran, si trova sul corno inferiore così come Ur si trova sul fiume più basso, l'Eufrate. Le due città che delimitano i fiumi si trovano più o meno alla stessa altezza delle due stelle che delimitano la costellazione del Toro. Chi viene da lì, da sempre nel mondo dell'archiastronomia, che è un po' la mia materia, come avete sentito, cerca di rappresentare sulla Terra il luogo da cui proviene. È normale che indossavano gli elmi con le corna, è normale che si facevano rappresentare con sembianze di toro, ed è normale che nella loro terra rappresentassero la costellazione da cui provengono. Ok? Fin qui credo che non ci siano dubbi. Questa stella, Aldebaran, secondo gli antichi, da sempre, la levata eliaca, cioè quando la stella e il Sole nascono insieme all'orizzonte, è un momento particolare, segna l'inizio di un periodo stagionale nuovo, cioè l'arrivo della bella stagione. Era la portatrice di luce, questo nome già dovrebbe dirci qualcosa. La levata eliaca di Aldebaran avveniva il 1° maggio, veniva festeggiata il 1° maggio, e ancora oggi alcune celebrazioni pagane, festività pagane, celebrano la festa di Beltane e la notte di Valpurga tra il 30 aprile e il 1° maggio. Peccato che però quella data, da un po' di tempo, ha assunto un significato non propriamente positivo. Gli Illuminati di Baviera, che esistono davvero, sono stati, cioè, se voi cercate, è una società che è esistita davvero, sono stati fondati realmente, esistevano già dal 1773, ma hanno scelto come data di fondazione il 1° maggio del 1776, 1° maggio, così come la Massoneria Universale ha scelto il 24 giugno, il giorno di San Giovanni del 1717, per ufficializzare la loro esistenza. Anche questa data non è casuale. Non solo, ma Hitler, quando è andato al governo, 30 gennaio 1933, ha deciso di istituire la prima festa nazionale, non il giorno del suo compleanno, non il giorno del 30 gennaio, la conquista del potere, no, il 1° maggio. Il 1° maggio. Hitler si suicida nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio. Goebbels, suo braccio destro, sua moglie e le figlie si uccidono il 1° maggio del 45. Tutto sembra ruotare attorno a questa data. Chiunque ha a che fare con il Toro ha a che fare con il 1° maggio e la stella Aldebaran. Come potete vedere, questa è una parte presa non direttamente dagli Illuminati, ma da alcuni studiosi come Bakunin, che hanno riportato brani dei manifesti degli Illuminati. Loro dicono: dobbiamo distruggere tutto ciecamente e con un solo pensiero in testa, il più presto e il più possibile. Oh, finalmente un pensiero edificante, ma distruggiamo tutto, togliamo tutto di mezzo. In particolare bisognava giurare che l'obiettivo di chi entra a far parte di questo ordine è distruggere la religione. Ora comincio a spiegarmi. Quindi tu, se qualcuno non dice niente su ciò che fanno Anunnaki e divinità taurine e chiunque gli si prostra dinanzi e se la prende con il Dio biblico, beh, forse per la proprietà transitiva qualche sospetto me lo fa venire, ma io non voglio giungere a conclusioni, io voglio solo porre domande. Per una parte della tradizione esoterica, che in America viene chiamata il sentiero, il percorso della mano sinistra, quella stella
Aldebaran rappresenta l'occhio dell'illuminazione, o l'astro guida dei cieli, o l'astro regina, o re dei cieli. Cioè era il portatore di luce, cioè in latino Lucifer, cioè Lucifero. Ora capiamo perché la superstizione, che poi forse tanto superstizione non è, dice che il diavolo magari ha sembianze di un toro, no? Ha le corna, ha la coda, ha gli zoccoli di un toro. Tutto nasce dall'idea che anticamente si associava la creatura malvagia alla figura del toro. Oggi la chiamiamo superstizione, ma forse un tempo non era inteso in questo modo. Oggi magari è un retaggio medievale, una cosa antica, una cosa che fa solo ridere. Ma prima questa associazione derivava dal fatto che chiunque fosse votato a qualcosa di negativo e di compromettente nei confronti dell'uomo era legato a quella stella lì. Quindi qualunque cosa ci fosse di diabolico nel mondo aveva quelle sembianze. Quell'occhio sinistro che vi ho fatto vedere all'inizio e che è Aldebaran, lo troviamo anche da tante parti. Basta vedere bene l'orientamento dell'occhio e che ci accorgiamo che la banconota, la piramide rappresentata sulla banconota da $1, ha un occhio sinistro. Questo è l'occhio dell'illuminato, è un occhio sinistro. Un'altra cosa che ho trovato recentemente, in un vocabolario alardico ufficiale del 1907, un italiano, quando ancora non c'era tutta questa storia degli illuminati e dei governi ancora, dice che, questo è un italiano, un romano, dice che l'occhio che gli illuminati di Baviera avevano adottato come simbolo è un occhio sinistro, cioè siamo sempre lì. L'occhio degli illuminati è un occhio sinistro. Ora, prima abbiamo parlato degli Anunnaki e abbiamo parlato di Sitchin. Sono 3 pilastri di questa teoria e io voglio parlarvene per una ragione molto semplice. Io credo che, anzi, non lo dico io, faccio parlare qualcuno più bravo di me. Mohammed Ali diceva che se lui a 20 anni si comportava come un ragazzino di 10, aveva sprecato 10 anni della sua vita. Se lui a 40 anni continuava a ragionare come quando ne aveva 20, aveva sprecato 20 anni della sua vita. E se lui come uomo si comporta come suo padre e fa le stesse cose, anche gli stessi errori del padre, lui ha sprecato la sua intera vita. Le nuove generazioni hanno un compito, quello di salvare ciò che di buono è stato fatto dalle generazioni precedenti, perché è così che va la storia, e cercare di portare qualcosa di nuovo, di correggere se sono stati commessi degli errori. A me dispiace, sì, ci mi è anche simpatico, ma dal 1976, un anno prima che io nascessi, va avanti questa teoria, secondo me compromettente e controproducente nei confronti dell'umanità stessa, e va messa da parte. Ha fatto il suo tempo, noi siamo una generazione nuova e dobbiamo portare avanti qualcosa di nuovo. 40 anni possono bastare. Lui dice, un solo popolo, uno è venuto qua giù, viene da Nibiru ed è venuto qui per uno scopo mica tanto nobile: conquistare, razziare, creare un popolo schiavo, prendere tutto l'oro possibile e riportarselo a casa. Ora, primo, cioè davvero dobbiamo credere che egizi, ebrei, greci, Maya, Aztechi, tutti questi popoli hanno conosciuto gli dei sumeri? Ma voi avete visto Osiride, pelle verde, gli dei dell'India, pelle azzurra. Le sembianze delle divinità degli indiani d'America sono completamente diverse da quelli europei. Come si fa a dire che un solo popolo, gli Anunnaki di questi sumeri, è sceso sulla terra e ha conquistato tutto il mondo per creare l'uomo schiavo? Provate ad andare a un indiano d'America, a un Sion, a un Dakota, dite: voi siete stati creati da una divinità sumera, vi ha resi schiavi. Io non credo che reagiscono molto bene nei confronti di un'affermazione del genere. Loro si sentono il popolo amato da Dio, eletto da Dio. Se i Sumeri hanno avuto la sfortuna di essere stati colonizzati da un popolo che voleva creare schiavi, sono problemi dei Sumeri. Non dobbiamo contaminare tutto il mondo con questa menzogna solo perché a Sitchin e a chi gli va dietro conviene raccontare che siamo stati creati schiavi, perché questo ci deresponsabilizza. Tanto non c'è un paradiso da conquistare, non c'è niente di buono da realizzare, noi siamo solo cavie da laboratorio, quindi faccio quello che mi pare. Non è così, ma è a questo che si vuole arrivare. Tu togli la religione di mezzo
togli la spiritualità di mezzo, non c'è nessuno lassù che ci vuole bene, sono solo razziatori, e allora io faccio quello che voglio, non ho nessuna legge morale da rispettare. Il Deuteronomio, uno dei versi che viene più analizzato e più frainteso, dice: l'Altissimo, il Padre Supremo, il Padre Celeste per le religioni, ha creato, ha diviso i popoli per quanti erano i popoli del cielo che potessero prendersene cura. Quindi è plausibile che chi sulla terra è stato affidato ad un popolo celeste avesse ognuno il suo popolo, le sue divinità di riferimento, Dei, Gods, Neteru, Elohim, Anunnaki, sono cose distinte, non un popolo che ha conquistato tutto il mondo. Non c'è nessun riscontro, ma per Sitchin e per chi lo sostiene, questa è una verità fondamentale, va detto questo. Noi siamo stati colonizzati solo da loro e non sono neanche tanto onesti moralmente. Non solo, ma poi Sitchin ha anche scritto una frase, ed è quella che mi ha convinto a fare il mio mestiere: Adamo, uno schiavo creato per obbedire. È una delle cose più insulse e offensive nei confronti del genere umano. Ma non è creato per obbedire. Lo dice lui, e se lo dice lui non lo dobbiamo ripetere come pappagalli. Non ci sono prove per questo, non c'è scritto neanche nella Bibbia, perché il verbo servire letteralmente vuol dire serbare, cioè proteggere, custodire. Non servire, cioè stendere i tappeti rossi davanti, non fare quello che mi dici. Schiavitù e servitù sono due cose diverse per chi lavora in ambito esoterico. È evidente che nella Bibbia si dice una cosa, nei testi sumeri se ne dice un'altra, e c'è tanta gente che dice il libro biblico buttatelo via, basta leggere i testi sumeri, tanto è stato fatto un copia e incolla. Ma dove il Dio biblico crea i due fiumi artificiali per far lavorare l'uomo come schiavo? Questo non c'è scritto. Dov'è il copia e incolla? Solo perché il mito di Noè è simile, allora tutta la Bibbia è stata copiata dai testi sumeri. Questa è la prova. Tutto qui. Uno dice io creo e non faccio esperimenti, creo l'uomo a mia immagine e somiglianza, lo benedice e gli dà in dono la terra. L'altro invece procede per prove e errori, cioè non sa creare, e poi crea l'uomo abbastanza intelligente da capire gli ordini e abbastanza stupido da non ribellarsi mai. Se l'uomo creato, manipolato, microchippato, chiamiamolo come volete, dei Sumeri ha queste caratteristiche, ripeto, è un problema dei Sumeri e di chi gli va dietro, ma non è un problema di tutto il mondo, non può essere un problema di tutto il mondo. Sono due realtà diverse. Elohim biblici creano, Anunnaki, Sumeri manipolano. Uno crea e fa del bene, l'altro manipola e fa del male. Sono due cose distinte. Mi dispiace, ma non ci sono prove a sostegno di quello che viene detto prima. Ora, ritorniamo un attimo qui. Giustamente qualcuno mi dirà, ma ok, i Tori, Aldebaran fanno tutto quello che hanno fatto, e chi ci ha creato, se davvero c'è e magari è buono, magari davvero si è insediato in quella terra perché voleva combattere il culto del toro e tutti gli abomini che commettevano, forse invano, non è riuscito a estrapolarlo, lo vediamo ancora oggi. Voi sapete che i rapimenti di bambini con sospetta matrice satanica in Italia sono circa 2500 l'anno? Sapete che lo stesso tipo di rapimento di probabile matrice satanica negli Stati Uniti sono circa 15.000? Cioè vengono continuamente rapiti i bambini per essere sacrificati a qualcosa, ok? Dove si sospetta la matrice satanica ci sono di mezzo quasi sempre bambini. A proposito, per avere una conferma, giusto per darvi qualche prova, se avete la connessione con voi, qualcuno può farmi un favore? Controllate questo, Dio degli Illuminati, e ditemi la parola che esce accanto, se qualcuno ha la connessione. Dio degli Illuminati, non qualsiasi numero di Dio. Uscirà scritto un nome.
dell'illuminati, Lucifero, oh, ma che strano, non l'avrei mai detto che ho questa spiegazione. Cercate anche questo, visto che ci siamo, distrutto un po'. C'è un telescopio spaziale che è l'unico che ci fornisce dati ufficiali sulla distanza in anni luce tra noi e le stelle. Mi cercate per favore Hipparcos, distanza in anni luce, Terra Aldebaran, quant'è? Troverete un numero che si ripete 3 volte. 6. Io potrei essere impietoso nel riproporre prove su prove, no? Mi fermo qui. Perché giustamente qualcuno potrebbe dire, ok, abbiamo capito, i cattivi ci sono e qualcuno lavora per essi. Bene, e i buoni che fanno? Stanno lì a guardare. La maggior parte risponde così. Io voglio dimostrarvi che non è proprio così. Vedete quella stella lì, Sirio? Voi sapete che prima lì Sirio non c'era. Strano, ma sembra che Sirio, come hanno dimostrato degli astronomi di una certa caratura, ha attraversato la Via Lattea per venire a stare vicino a noi. Se cercate anche questi dati, ma non aspetto la risposta, Sirio continua ad avvicinarsi alla velocità di circa 200.000 km al secondo alla Terra. Aldebaran si allontana. Sirio si sta avvicinando a noi, ma non solo si sta avvicinando, non ha fatto altro che continuare ad avvicinarsi. Prima Sirio si trovava lì. Sono prove astronomiche che le dimostrano. Sirio si trovava al di qua della Via Lattea, poi pian piano in 100.000 anni è scesa e si è posizionata qui, a circa 8,6 anni luce dalla Terra. Ora, perché Sirio, proprio Sirio, è venuta qui? Per trovarsi in posizione antitetica ad Aldebaran? Forse. Ma allora Sirio voleva fare qualcosa per noi, cioè è arrivata fin qua giù. È strano, cioè supera la realtà, cioè neanche la fantascienza avrebbe tanta fantasia. Una stella che si avvicina a noi, eppure l'hanno dimostrato astronomi come Edmond Halley, quello che ha scoperto la cometa di Halley. Già dal 1700 si teorizzava il moto apparente di Sirio che aveva percorso una distanza incredibile, tale da attraversare la Via Lattea. Gli scienziati ci dicono cosa ha fatto, ma non si devono dire perché. Perché Sirio è arrivata così vicino a noi? Allora, noi abbiamo visto che da Aldebaran proviene probabilmente quello che si chiama Baal, sembianze di toro, o oggi diciamo Lucifero, il dio dell'illuminato. Proviamo ad ipotizzare chi viene da Sirio, ce la fate ancora un po'? Allora, questi possono darci una mano a rispondere. Questo è l'ingresso di un tempio massonico. Guardiamo oltre le colonne, oltre i pavimenti a scacchi, in fondo c'è una stella azzurra con una G iscritta al centro, o un occhio, o un triangolo, o un nome. Intanto voglio farvi vedere 2 studiosi che non si conoscevano, che dicono la stessa cosa su Sirio. Io dico sempre, a me non interessa la veridicità di questi dati, mi interessa che 2 persone che non hanno niente a che fare tra di loro dicono lo stesso. Il fine del lavoro che si fa in massoneria è Sirio, cioè tutto il lavoro massonico ruota attorno a Sirio, di una certa massoneria. Questi antichi misteri, diceva Alice Bailey, sono stati donati alla Terra a chi viene da Sirio. Tutto sembra fare riferimento a Sirio, ma ripeto, chi viene da Sirio? A parte i siriani? Allora, quando i massoni cominciarono ad adottare dal 1717 il simbolo della stella azzurra e il nome di Yahweh nei loro templi, la Chiesa cominciò a protestare e a diffondere messaggi in cui si incitava a cancellare e alla svelta il nome di Yahweh dalle chiese, perché ormai la massoneria se n'era appropriato. Alla fine significa solo dire facciamo tutti riferimento allo stesso, alla stessa entità, ma la Chiesa doveva nascondere, noi con quelli non vogliamo avere niente a che fare. Però il riferimento c'è, ci sono molte chiese ancora oggi che riportano il nome di Yahweh, che riportano
il suo nome all'interno, con un occhio vicino all'interno di un triangolo, proprio come nella massoneria. Per René Guénon, che è un grande esoterista, uno dei più grandi, la G che è al centro non è affatto una G, è una Yod, che è la iniziale del nome Yahweh. Il nome Yahweh è composto da 4 lettere: Yod, Hei, Vav, Hei. La prima lettera è Yod. La Yod è diventata G, è diventata da vocale consonante, da cui il nome, io non amo tanto, Geova in italiano. Quindi all'interno della stella azzurra, Sirio, è iscritta l'iniziale del Dio biblico, cioè Yahweh. Forse qualcuno sta ipotizzando, forse io mi sto spingendo a dire che dalla stella Sirio proviene il tanto odiato Dio della Bibbia, Aldebaran, Lucifero, Yahweh, Sirio. Yahweh ha qualcosa a che fare con Sirio? Vediamo un po'. Questa è la parete est di un tempio massonico. Guardate bene. Stella azzurra al centro, sole alla sua destra. Per molti, se voi interrogate qualche massonierà, questo è un simbolo. Di là c'è la luna, rappresenta la sintesi del maschile e femminile. Sì, peccato che però quella rappresentazione nella realtà c'è davvero. Se voi guardate ad est, come guardavano gli egizi migliaia di anni fa e ancora oggi, Sirio sorge qui e alla sua destra sorge il sole nel giorno della levata eliaca, cioè, ripeto, quando il sole e una stella nascono insieme all'orizzonte. Un solo giorno, in questo caso il 21 giugno, stella e sole nascono insieme, il sole si trova alla destra di Sirio. Ora, non voglio perdere tempo ad annoiarvi con quanto era importante Sirio per gli antichi egizi, è scritto qua. Tutta la vita politica, religiosa e sociale ruotava attorno a Sirio. Quando Sirio nasceva insieme al sole, era il primo giorno dell'anno. Conoscete tutti questa preghiera, no? Almeno l'inizio. È l'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, l'unica che ci ha detto di recitare. Lui dice, lo chiama Padre, non padrone, Padre. Dice nostro, che sei nei cieli. Padre di tutti che sta lassù. Guardate quanti riferimenti ci sono nella Bibbia, io ne ho riportati solo alcuni, del fatto che il figlio di un Dio superiore siede sempre alla sua destra, non davanti, non a sinistra, non al suo posto, non sulle sue spalle, ma alla sua destra. Le parole che ricorrono sono sempre quelle: in cielo siede alla destra di Dio, cielo, destra, Dio. Qualunque riferimento lascia intendere che il figlio di un Dio superiore sta alla destra del Padre. È una bella immagine, ma che non è soltanto un'immagine, è un fatto reale. Queste sono alcune delle divinità associate al sole: Apollo, dio del sole, Gesù associato al sole, Mitra al sole, Horus, dio del sole, tutti associati al sole. E sono tutti figli di divinità superiori: Apollo figlio di Zeus, Horus figlio di Osiride, Gesù figlio del Padre Celeste. In italiano figlio e sole non hanno nessuna assonanza, ma nelle lingue antiche sì, l'inglese in particolare o il tedesco ci dimostrano che l'origine comune delle due parole sun e sole era la stessa. Ed è una bella immagine, no? Il figlio è paragonato ad un sole. Nasce un figlio, per me il mio sole. Va bene, ma non è solo quello, c'è molto di più dietro. Appurato che il figlio del padre è il sole, nel Vangelo c'è scritto, qualcuno chiede, dov'è il re dei giudei? Sappiamo che è nato perché abbiamo visto sorgere la sua stella, cioè la nascita di questo sole, di questo figlio importante sulla terra, è segnata, è indicata, è annunciata dalla nascita di una stella. Il testo greco è ancora più preciso, dice entianatole, cioè ad oriente. L'abbiamo visto sorgere ad est. Ci dice anche il punto preciso. Una stella che nasce ad est annuncia la venuta nel mondo del figlio del Dio superiore, cioè del Sole. L'immagine, presa da una
fuoco satellitare è questa. Sirio sorge qui, alla sua destra sorge il Sole. Non è il Sole che accompagna Sirio, è Sirio che accompagna il Sole sulla linea dell'orizzonte. Prima sorge Sirio, poi sorge il Sole. Cosa significa? Che quando Sirio nasce, porta il suo figlio, il Sole, alla sua destra. Nei tempi massonici da sempre si tramanda questo. Sirio, padre, il figlio, noi, alla destra. Ma non nasce, se proprio ancora abbiamo qualche dubbio, non nasce in un punto qualsiasi. Se avete qualche programma potete verificarlo anche mentre vi parlo. Sirio porta il Sole alla sua destra, che nasce nella costellazione del Cancro. Costellazione del Cancro. Io sono segno Cancro, è un segno d'acqua, un animale marino, il granchio, pieno clima estivo, eppure quello che dice è sospetto. Guardate, questo per voi è il segno, dice il Vangelo di Luca. Troverete un bambino in fasce che giace in una mangiatoia. È il segno, non dice troverete un bambino in una mangiatoia. Questo è il segno. Guardiamo bene la costellazione del Cancro. Guardate i nomi. Viene chiamato mangiatoia le 4 stelle che perimetrano il centro del Cancro. Per qualcuno la stella che è nel mezzo, che è un ammasso aperto, si chiama Presepe. Le 2 stelle che stanno lì, Eta e Teta, da questa parte, sono l'asinello del nord e l'asinello del sud. Per qualcun altro le altre 2 stelle sono Giuseppe e Maria. Ora, questo clima estivo, questo clima natalizio in piena estate, in una costellazione estiva che c'entra, era ovvio che chi ha composto quelle carte stellari stava lasciando un messaggio particolare, e stava dicendo che quando il Sole, Sirio, porta il Sole alla sua destra, il Sole sorge nella mangiatoia. Ecco il bimbo in fascia. Quello è padre e noi siamo figli, non padroni e schiavi. Questa storia del padroni e schiavi non mi ritirerò finché non avrò fatto il mio dovere per cercare di arginarla e metterla al suo posto. Noi non siamo stati creati da nessuno che ci voleva schiavi. Noi siamo stati invasi, presi, circuiti, lo siamo ancora oggi, da qualcuno che ci vuole schiavi. Ok? Ma chi ci ha creati? Nessuno di voi penso che metta al mondo un figlio per ridurlo in schiavitù, solo qualche pervertito. Ma nessuno procrea per questo. La storia dell'universo è fatta di amore, come ho scritto a qualcuno. C'è un padre che mette al mondo un figlio, che diventa padre e mette al mondo un altro figlio. Io dico, a volte le cose della terra si spiegano guardando il cielo, ma a volte le cose del cielo si spiegano guardando la terra. Noi quando ci sentiamo maturi abbastanza da mettere al mondo una nuova creatura, lo facciamo e ce ne prendiamo cura e sappiamo che quel figlio ci maledirà, ci disobbedirà, ci insulterà, si vergognerà di noi davanti agli altri, ci deriderà, ci prenderà in giro, farà ridere gli altri parlando di noi. Questo fanno i figli, o no? A volte succede, giusto? Siamo pronti a questo, ma per questo non mettiamo al mondo dei figli? Lo facciamo comunque, si chiama amore, una parola che è così difficile da pronunciare nella ricerca, ma è così, e solo in questo modo si riesce a spiegare la storia dell'universo, che ha un solo svolgimento. Poi c'è chi si mette di mezzo, come fa Lucignolo con Pinocchio, che lo vuole portare sempre sulla strada cattiva, ma sono solo ostacoli, intrusi, non creatori. Non cadiamo nell'errore di pensare che questi che oggi vengono professati e osannati come i nostri creatori siano realmente quello che viene detto. Non lo sono, c'è una propaganda alla base che è tetra, oscura, che risponde ad un potere molto forte e molto aggressivo e che vuole che oggi tutti quanti si allontanino dalla religione, si allontanino dalla fede, si allontanino dal Dio biblico, per una ragione precisa. E qual è quella ragione? Ci arrivo subito. Voglio spiegarvi questa piccola cosa, ci arriviamo alla conclusione. Tanto per dire come qualcuno ci crea uguale a se stesso, per cui loro sono padri e noi figli.
Questo verso è stato sempre tradotto malissimo. Genesi 1:25. Dio fece i viventi della terra, sulla terra, le bestie e i rettili della terra. Pessima ripetizione, terra, terra. In realtà il verso biblico non dice così. Il verso biblico dice Erez nel primo caso, Adama nel secondo caso. Sono due parole diverse. Per qualcuno sono sinonimi, per me no, anche perché in un testo che si chiama Aggadah, cioè un corpus di leggende ebraiche, dice che Dio per primo creò 7 pianeti, gli altri non me li ricordo, ma 2 si chiamavano, uno Erez e uno Adama, 2 pianeti diversi, 2 luoghi diversi. La frase verrebbe così: Dio fece sulla Erez i viventi e le bestie e i rettili dell'Adama, cioè ha fatto qua quello che era da un'altra parte, ok? Noi diciamo Adam, cioè uomo. Le 3 lettere che compongono il nome Adam sono A, D, M, Aleph, Dalet e Mem. Per molti quello significa rosso, rendere rosso, cioè dal colore della terra, perché noi siamo fatti di polvere, sempre con questo denigrare l'uomo. In realtà, se voi vedete, la maggior parte delle parole che oggi cominciano con la A, per uno strano caso, anticamente cominciavano per una I, e di esempi ce ne sono tanti. Noi diciamo, per esempio, vedete la Aleph, A. Noi leggiamo sempre, noi vediamo sempre l'inizio con Aleph, ma diciamo Elohim, Adam, Ish, perché le parole avevano un suono diverso. Noi diciamo Costa d'Avorio, gli abitanti si chiamano ivoriani, quelli che hanno conquistato la Gran Bretagna si chiamano angli, ma gli abitanti sono gli inglesi. Alessandro Magno non era Alessandro, era Iskandar. Noi diciamo Abramo, ma era Ibrahim. Il nome variava continuamente, cioè la A di oggi era la I anticamente. Noi diciamo Africa, ma era Ifrica in arabo. Cioè, ciò che prima cominciava con la I, oggi comincia con la A, probabilmente perché la lettera Alif, la A, ha un segno molto simile alla nostra I. Allora, proviamo a fare una sostituzione. Non è, se vogliamo leggere quella lettera, che per gli ebrei è muta, diamo una lettura, non è A, è I. Idem. Nella maggior parte delle lingue slave e nelle lingue arabe, la lettera che c'è di mezzo tra D ed M è una E. Dicono Adem. Si chiama Adem. Se cercate, Maometto nella sua genealogia dice di discendere da Adem, cioè da Adamo. Non lo chiama Adam, lo chiama Adem. Cioè il nome completo diventa Idem. E io dico sempre, ok, probabilmente Dio non ha avuto una grande fantasia, crea l'uomo simile a sé e lo chiama simile. D'accordo, mi va bene, cioè pecca di fantasia. Ma non è ovvio che se qualcuno mette al mondo qualcuno di simile, nella Bibbia viene spiegato, io ho creato uno simile a me, che bisogno c'è di spiegare ancora oltre tutto questo? Non ho dovuto fare esperimenti, non sono un manipolatore, non intervengo sul DNA, ho messo al mondo dei figli, sono esseri creati a loro immagine e somiglianza. Ecco perché, se mai sono in mezzo a noi, noi non li riconosciamo, sono uguali a noi, lo capite? Sono uguali a noi. E per chi insistesse nel dire Adam significa terra e basta, allora andiamo a vedere un attimo il latino. Quando io vi dico la parola omologare, e ci avviciniamo alla fine, omologare significa rendere uguale alla terra? Homo significa terra? No, perché per un poeta latino, come al solito, uno sbaglia e copiano tutti l'errore. Un poeta latino dice homo per me viene da humus, quindi è terra. Bravo, peccato che non è così, perché homo in latino, doveva conoscere meglio di me, significa letteralmente simile. Omologare vuol dire rendere simile. Quindi sia il latino che l'ebraico con quella parola homo o Adam dicevano la stessa cosa, cioè essere che è simile a chi? A chi lo ha creato, niente di più. Ora, io mi rendo conto che quanti di voi pensano che diffondendo questo e attaccando un certo satanismo aristocratico ci si mette un po' nei guai? Grazie per la solidarietà. Sì, lo penso anch'io, lo sto notando, lo noto anche sulla mia pelle. Non immaginavo di arrivare a questo punto.
ma io penso che sia importante che quando lo strapotere di alcuni letteralmente crea monopolio dell'informazione o della info, che dir si voglia, sia giusto combattere, fare quello che faccio io, sottopormi anche a viaggi estenuanti, pur di parlare e di far vedere che esiste un'altra parte, un'altra possibilità, non una risposta. Io non voglio convincervi a ritornare a credere, io vi dico siate pure atei, odiatelo pure, ma fatelo per favore per le ragioni giuste, che non sono le menzogne che vi vengono raccontate da chi vi ho detto prima, ma che siano quelle che vengono da voi. Io ho sempre pensato che per credere non serve un libro. Ci sono popoli molto più fedeli di noi e molto più religiosi di noi che non hanno mai avuto un libro tra le mani. Uno solo di loro ha più fede di tutti noi messi insieme. La fede non è nei libri, ma se proprio dobbiamo combattere sui libri e usare quelli come strumento per fare del male, allora non ripetiamo l'errore della Chiesa, che per 2000 anni ha devastato il mondo. Cerchiamo di recuperare cosa veramente dice quella Bibbia. E se vogliamo scontrarci, allora, io che ho studiato ebraico all'università, ho cercato di dimostrarvi come, se si legge veramente la Bibbia e nel modo corretto, mi dispiace, ma il castello d'argilla creato da altri crolla. E ripeto, la domanda è sempre quella: perché diffondere tanto odio nei confronti del Dio ebraico? Se mi si risponde solo con insulti o minacce, io devo giungere ad una conclusione: sei al servizio di qualcos'altro che non è la stella azzurra. E se non è la stella azzurra è la stella rossa. E se la stella rossa si chiama Lucifero, ok? Questa è la mia conclusione. Quanti la pensano come me? Ci beccheremo qualche querela, sì, almeno avremo un avvocato. Per chiudere, così ci salutiamo in bellezza, volevo recitarvi le parole pronunciate da un bravo attore, bravo regista, che ha, forse se l'avessimo ascoltato qualche anno fa, nel 1940, avremmo capito qualcosina di più e ci rendiamo conto, ascoltando queste parole, di come il mondo davvero non sia affatto cambiato e gli stessi problemi che attanagliavano gli uomini di allora attanagliano gli uomini oggi. L'attore è Charlie Chaplin e il film è Il grande dittatore. Nel discorso finale all'umanità lui dice più o meno queste parole: fratelli, non cedete ai dei bruti, uomini che vi sfruttano e vi disprezzano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchine, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini, voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l'amore altrui. Fratelli miei, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordatevi, nel Vangelo di San Luca è scritto che il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un singolo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi avete la forza di creare la felicità, voi avete la forza di fare della vostra vita una splendida avventura. Quindi usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini un lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza, promettendovi queste cose. Dei mostri sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I prepotenti forse sono migliori di noi solo perché tengono schiavo il popolo, e allora combattiamo per mantenere noi quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini, il benessere. Fratelli miei, in nome di questa libertà, siate tutti uniti. Grazie. Volevo ringraziare
ringraziare Tom e Tiziana perché insieme a Verde Chiaro sono gli editori che mi permettono di fare questo lavoro, sono loro che hanno il coraggio di pubblicare i miei testi, lavoriamo insieme sulle opere che io pubblico, siamo ormai alla terza pubblicazione insieme che uscirà ad ottobre e il fatto che abbiamo instaurato questo rapporto lavorativo mi riempie di orgoglio perché trovare gente coraggiosa, editori coraggiosi, oggi comincia a diventare sempre più raro e difficile. Quindi vi volevo ringraziare tutti. E con questo posso evitare di stare domande. Scherzo. Allora, è evidente dal mio punto di vista che, come anche molti critici fanno notare, non si può prendere la Bibbia e tradurla letteralmente quando la stessa Bibbia è stata scritta per non avere un valore letterario. Ci sono almeno 4 livelli diversi di lettura. Ci sono dei salmi che contengono le invocazioni angeliche, ci sono dei versi scritti in modo tale che la somma dei caratteri dia un certo numero, dei rapporti tra parole diverse ed altri versi strutturati così bene che è evidente che non è stata scritta e manipolata. Se oggi si cerca di ricondurre tutto per quanto riguarda i testi biblici all'ufologia spicciola, cioè quella fatta semplicemente da viti e bulloni, cioè che ogni parola della Bibbia riconduce a astronauti che scendono da altri pianeti e quindi Ruach che non è un'astronave, Kevod che non è un'astronave, Cherubim che non è un'astronave e tante altre cose che non sono astronavi, cioè non è la Bibbia secondo Spielberg, mi sembra evidente che quella forzatura è uno dei tanti modi per demistificare qualcosa che è sacro. Io avrei voluto anche anticipare quello che scrivo nel libro che pubblicheremo insieme ad ottobre, ma poi avremmo aperto un discorso enorme. Ma se uno legge bene il modo in cui gli uomini, i profeti parlano della Ruach, fa capire che è una specie di, come posso dire, di essenza, quasi di sensazione che pervade l'uomo, che proviene da un altro luogo e che viene condivisa. Dice, quando la Ruach di Yahweh sarà tra di voi vi sentirete meglio, sarete uomini diversi. Quando Samuele prepara Saul a diventare re, lui lo dice, la Ruach di Dio ti fa sentire meglio, non l'astronave. Altrimenti se io ti augurassi che la gloria di Dio scenda su di te, ti starei augurando che l'astronave... Ridurre tutto a questo per distruggere un testo, per me non è costruttivo. Io sono convinto che i ricercatori abbiano una responsabilità sociale. Cioè io non mi permetterei mai di diffondere stupidaggini e se lo faccio vi prego di troncarmi prima che escano, perché io so che probabilmente qualcuno potrebbe anche credermi e fissarsi con quell'idea e seguire una strada sbagliata. Io non voglio questo e quando lo faccio spero di boicottarmi da me, cioè di dire io non leggete il mio libro, l'ho scritto boiate, quindi non seguitemi. No, ma come la devi fare che io ho pensato il discorso proprio dei testi della Bibbia sono stati alterati e manipolati, quindi noi stiamo parlando di interpretazioni fallate. Uno di quello che vi ho fatto vedere, quando dice quando i figli del Deuteronomio, quando i figli del cielo, là nella Bibbia c'è scritto, nella Bibbia che abbiamo noi, c'è scritto quando i figli di Israele. Ora è evidente dai testi più antichi che là c'è scritto i figli del cielo. Quindi i popoli della terra furono divisi per quanti erano, non i figli di Israele, che non si capisce niente, ma per quanti erano i figli del cielo. Anche nel modo in cui si taglia la figura di Lilith, e là una cesura c'è, perché prima viene fatto l'uomo e la donna, e poi Dio vide che l'uomo era solo, e allora li crea Eva. È evidente che c'è una cesura lì in mezzo, ma questa come tante altre. La spiegazione del nome di Caino, dal nome di Set, tutte potevano essere fatte meglio. Il problema è che chi scriveva la Bibbia non pensava che oggi sarebbe diventato un terreno di guerra, tanto da dover mettere sempre le postille e dire oh, vedi che se scrivo così voglio dire questo. All'epoca era evidente che i nemici erano i tuoi. Però tu non condividi credo che O meglio, Bilino non condivide quello che dico io. Allora, rispondo così, partiamo dallo stesso punto di vista, cioè il presupposto è uguale. La vita sulla terra non è uguale, è qualcuno che intende tutto oggi. Ma definire il Dio
un pazzo criminale, un esaurito, un dio minore e minorato che ha bisogno dello psichiatra? No. Io non lo farei mai. Se c'è un uomo o un gruppo di uomini che ha fede in un libro e in un Dio, io non parlerò mai così di qualcosa nel quale uomini ripongono la loro fede. Bisogna imparare ad avere un minimo di rispetto. Se poi lo vuoi fare perché così sai che vendi 30.000 copie, perché l'insulto, come in televisione anche nei libri, ti fa vendere, sono d'accordo, cioè è giusto, ognuno persegue la sua strada. La mia non è questa. Io sono convinto che non è così. Le informazioni che lui e molti come lui danno sul Dio biblico sono, diciamo eufemisticamente, leggermente parziali e interessanti. Io voglio solo dire la mia, voglio far vedere che non è proprio così. Ci ho provato stasera. Aspetta. Anche io. Cioè, Lui è preparatissimo. vai. Aspetta, se no non si sentono le domande. Facciamo le domande. Una ricerca storica. Io vi ho fatto vedere dove lui taglia. Alcune cose che se uno le legge Già. in modo molto chiaro. Facciamo finta. Non è chiara nemmeno a chi l'ha tradotto, tanto che ha dovuto interpretare chi ha fatto per prima la traduzione. Come fa ad essere chiaro a lui o a me stesso? Ma secondo te Se si interpreta parla più Bilino o il Vaticano? io non vedo molta differenza tra il male che fanno l'uno e l'altro. È chiaro che Bilino agisce da poco e la Chiesa da un po' più di tempo, ma si tratta sempre di disinformazione. Io faccio sempre questo ragionamento, dico che il potere, quando deve gestire il potere, lo fa attraverso la politica, l'economia, l'informazione e la religione. Quando la religione cristiana, come sta succedendo, comincia a sfuggire di mano, perché ormai le risposte spirituali che la gente cerca sono diverse da quelle che il cristianesimo dà, non tutti ci si ritrova più nel cristianesimo, allora si cercano altre soluzioni ed è questo il momento giusto per colpire. Si sfrutta un altro modo. Prima era fare tutti gli uomini timorati di Dio, perché sennò Dio ti castiga, come sta scritto lì, e non è vero che è scritto proprio così. Oggi si sfrutta l'idea contraria, pur di mantenere il controllo del popolo. Questo momento storico l'abbiamo vissuto anche con l'impero romano. L'impero romano per 300 anni ha perseguitato i cristiani, li ha massacrati, dovunque si trovavano, venivano massacrati, dovevano trovarsi nelle catacombe. Ma quando hanno visto che ormai 3/4 dell'impero era votato al cristianesimo, hanno detto: sapete che facciamo? Ora la facciamo diventare religione di Stato, in meno di 70 anni. È da lì che la religione da perseguitata è diventata persecutrice, quando è diventata istituzione, ed ha smesso di essere cristianesimo. La domanda è semplice. Stiamo lavorando su un piano delle religioni, ok? Io personalmente lo considero un piano basso. Perché tutta l'energia che hai non la metti sul piano dell'evoluzione coscienziale e le religioni te le lasci tutte per terra? Tutte per terra, anche quella a cui adesso tu ti riferisci. È una bella domanda. Insomma, è più o meno quello che faccio dividendomi tra quello che scrivo nei libri e quello che faccio all'università dove insegno. Per vedere un po' di luce a volte devi sgombrare un po' di fuliggine, devi togliere in mezzo un po' di nubi. A volte è necessario fare il lavoro un po' sporco, quello di far vedere dove ci sono gli errori di interpretazione, per poi cominciare a costruire qualcosa di nuovo. Io ho esordito più o meno nel 2013, siamo nel 2017. Dammi un po' di tempo e ci arrivo, perché l'obiettivo è quello. Cioè, prima si dimostra che qualcosa non va, poi cerchiamo di costruire un mondo migliore. C'ho 40 anni, dammi tempo. Prima avevi parlato del toro come simbologia non buona, ma a livello astrologico, che in Occidente c'è la costellazione del toro che ha un segno zodiacale, c'è il toro anche nello zodiaco cinese, e dopo c'è il toro anche non so se si chiama zodiaco, quello dei Cheyenne, mi sembra, o dei Sioux, adesso non ricordo. C'è qualche correlazione col toro che tu avevi parlato prima? Dal punto di vista astrologico non c'è un segno. Non è che tutti nati nel segno del toro. Intendevo che il fatto che hanno rappresentato quella costellazione col simbolo del toro
Ma questo che intendevo, non... Per le popolazioni americane comunque non era un toro, era un bisonte. Per loro il bisonte aveva una valenza completamente diversa. Così come Orione non era sempre un cacciatore, per alcuni viene visto come un ragno, o il cancro non viene visto come un cancro, ma come addirittura come un granchio, ma viene visto come un alveare. Quindi ognuno vede le costellazioni a modo suo. Diciamo il cancro va 21 giugno, 20 luglio più o meno, 21 luglio, ma il periodo in cui il Sole dimora in quella costellazione zodiacale non è più quello, ormai si è spostato di parecchio. Certo, ma tra astrologia e astronomia lo sappiamo che... L'influenza non c'è a livello, diciamo, di tema natale o delle tue inclinazioni, non ha niente a che fare. Sono due mondi diversi. E in ogni caso io ho fatto vedere la visione che noi abbiamo in Europa, nel bacino mediterraneo, quello che è successo qui. Non vuol dire che è successo da altre parti, proprio perché non credo a quella generalizzazione di Sitchin quando parla di tutto il mondo colonizzato da un solo popolo alieno, cioè degli Anunnaki che hanno colonizzato per esempio gli Incas o gli Aztechi. Mi sembra un po' esagerato. Pietro, sono qua. Più che una domanda volevo fare una considerazione. Penso che Dio non possa essere contenuto su un libro che si chiami Bibbia, Corano, Upanishad, non so che cosa. Penso che Dio e Satana siano fatti della stessa sostanza e dipenda dall'uso. Che il tempio di Dio sia questo e che Biglino fa la traduzione dall'ebraico, eccetera, però dopo si diventa anche un po' matti a entrare dentro su testi dove mancano le vocali, ci sono solo le consonanti, una parola ha un significato, se è messa là ne ha un altro, se è messa di qua, quindi diventa un po' una masturbazione mentale. Dio è il padre, il ribelle è un angelo da lui creato, non sono allo stesso livello, è solo un figlio che si è ribellato al padre. Voglio farvi un esempio semplicissimo. Qualcuno dice che dalla Bibbia viene cancellato il nome di Dio perché così nessuno lo chiama più con il suo nome, cioè, non dobbiamo sapere che il suo nome è Dio, basta. È come se noi ci chiamassimo uomo. Ma quando voi vi rivolgete al vostro padre, lo chiamate per nome proprio? Qualcuno di voi lo chiama per nome proprio? Anticamente non si aveva neanche la forma affettuosa, papà o mamma, si diceva padre, madre, e guai a non chiamarli così, Quando non si nomina una persona per il quale si ha profondo rispetto come il proprio padre, quello è un modo per dimostrare riverenza, per dimostrare considerazione, per riconoscere la sua autorità, non per cancellare, manipolare l'arbitro che è venuto, cioè stiamo sempre lì a pensare al complotto. A volte la verità è molto più semplice. Il nome di Dio non viene cancellato, viene sostituito perché non è carino pronunciarlo. Non c'è l'inganno ovunque. Non dobbiamo sempre pensare a questo. Cioè a volte dobbiamo cercare di essere anche un po' costruttivi. Satana in quanto tale non è un nome, non c'è nessuno che si chiama Satana. È il Satana, Satan in ebraico, cioè quello che si oppone. Chiunque si oppone è un nemico. C'è un verso dove Dio, Yahweh, parla a un profeta, se non ricordo male, si chiama Balaam, e dice: Balaam, io ti ho sbarato la strada e sono stato come un Satan per te, perché sapevo che stavi andando verso un precipizio. Uno, non stava davvero cadendo in un precipizio. Due, non dice io sono Satana per te, dice io sono un ostacolo per te, cioè ti ho sbarato la strada, ti ho impedito di andare avanti, proprio per evitare che tu continuassi a sbagliare. Questo. Scusa, solo questo. Michael. Sì, è una domanda, chi è come Michael, San Michele, questo Teus, per dire. È mai riuscito a scanare sto drago? O Io mi attengo alla Bibbia, se l'Apocalisse dice che l'ha sconfitto e l'ha messo... Sono qua che ne parliamo un po'. Nel libro lo spiego in maniera un po' più complessa. Le figure sono tre, ho detto tori, capre e draghi. Il drago ha una funzione particolare in tutta questa storia, ma non avevo molto tempo per spiegare, non volevo annoiare. Guarda questo tema, non l'altro microfono.
Vedo che lui Una domanda veloce. Elohim, perché mi hai abbandonato? Gesù aveva un progetto. È stato tradito dal suo stesso padre di razza? Grazie. No, non è così, almeno secondo me. Perché anche i testi indiani, come il Mahabharata, spiegano che quando gli esseri superiori devono scendere qua giù per loro volontà, per aiutarci, si incarnano e quindi diventano uomini a tutti gli effetti e vivono una vita umana seguendo le inclinazioni e anche i difetti della razza umana, i momenti di rabbia, i momenti di dubbio, i momenti di paura. Quando nel momento di estremo dolore dice Eli, le massa battani, cioè perché mi hai abbandonato, non si sta lamentando contro Dio perché l'ha abbandonato. Quello è un momento molto umano in cui un uomo sta soffrendo e sta morendo da un uomo. Perché dico questo? Perché questo è il tema del prossimo libro, quindi anticipo un pochino. Quello che non tutti hanno capito, e quello che io vorrei che si comprendesse, è che quello che noi chiamiamo Yahweh è quello che è disceso sulla terra chiamandosi Gesù ed è il suo avatar. Non lo dico solo io, lo dicono da sempre molti altri studiosi. Quando il nome Yahweh si apre e permette alla lettera che segna la discesa, la lettera Shin, che in dialetto barese significa scendere, per esempio. Quindi quando la lettera Shin si interpone nel nome Yahweh diventa Yeshua, cioè Joshua, Gesù. Infatti Dio si presenta, Yahweh si presenta a Mosè dicendogli, immagina il dialogo tra un alieno e un terrestre. Mosè gli dice, ok, io devo fare questa cosetta da niente, cioè andare dal faraone e dire che devo portare via tutto il mio popolo, che ci vuole. Ma se me lo chiede, chi devo dire che mi ha mandato? E lui gli dice, io sono colui che sono, gli spiega. Poi gli dice, dirai, io sono mi ha mandato, perché lui si chiama così. Il mio nome è Yahweh, ed è così che mi ricorderai per l'eternità. Insomma, quanti nomi c'ha questo qui? Io sono colui che sono, io sono, poi Yahweh. La risposta è semplice. Lui non dice, lui sta parlando con qualcuno che non conosce, sono due esseri di mondi diversi. Allora lui dice, io mi presento a te, io sono colui che è in eterno, ok? Colui che è Olam, colui che vive per sempre. Il mio nome significa nella tua lingua io sono, nella mia lingua si dice Yahweh. In ebraico, voi cercatelo, in ebraico Yahweh non esiste, non è un nome ebraico, non c'è. Lui sta dicendo come si chiama lassù, Yahweh. Se voi vedete Yahweh, la radice di Yehweh è la stessa di Je, Io, Ve, Bi, cioè io sono, io essere. Yahweh significa quello. E lui gli sta dando questa spiegazione, dice, il mio nome è io sono, così mi chiamano lassù e così mi ricorderai. Per farti capire bene, nella tua lingua Yahweh significa io sono. Quando interrogano Gesù e gli dicono, ma tu per caso dici di essere il figlio del padre? Lui non dice lo sono come risponde, come c'è scritto nella Bibbia, lui dice io sono, ego eimi. Quando lui dice frasi sconnesse come prima che Abramo fosse, io sono, chi lo ascolta rimane atterrito, dice io sono, lo può dire solo lui. Cioè vorresti forse dirci che tu sei lui incarnato? In una delle profezie di Malachia dice e verrà il tempo della mia venuta, cioè quella della venuta del Messia, quando sarà il tempo in cui verrà Yahweh, cioè è Yahweh che viene sulla terra, non è il figlio. Guardate che queste e molte altre religioni, non il cattolicesimo ufficiale, lo dicono, molte branchie del cristianesimo sanno perfettamente che c'è il Padre Altissimo, c'è suo figlio che si chiama Yahweh e c'è la sua incarnazione terrena che si chiama Gesù. Allora mettiamo insieme la storia. Questa, da dove si trova? Scende la Via Lattea, viene a stare vicino a noi, perde la sua identità di essere superiore, si incarna e viene pure ammazzato. E noi Gesù. Sin dal 1600 e anche prima. Per esempio Newton avete ragione, scusate. Sin dal 1600 Newton, non uno qualsiasi, aveva ipotizzato che in questo secolo, in questo millennio, nel 2060, per la precisione,
sarebbe venuto qualcosa, cioè quello che nella Bibbia viene chiamato Apocalisse. Lo dice Newton, io sto riportando le parole di un altro, non mie. Per studiosi come Eliphas Levi, il nuovo millennio, l'inizio del nuovo millennio, il primo secolo del nuovo millennio, avrebbe portato all'Apocalisse. Non Apocalisse come noi la immaginiamo, ma al momento della rivelazione, cioè quando avremo visto le cose per quelle che sono. Io ho cercato di dimostrare non il mio tifo, il mio essere schierato da una parte D, ma semplicemente ho voluto dimostrare che l'accanimento nei confronti di una divinità e di un libro, di una religione, e mi dispiace dirlo anche di un popolo, cioè quello ebraico, è finalizzata ad ottenere qualcosa, cioè ha uno scopo, che è lo stesso che si sono prefissi nei secoli tanti altri, è la storia che si ripete. Quindi io ho lanciato un monito, dico attenti perché qualcuno probabilmente sta cercando di portarci sulla cattiva strada. Probabilmente mi sto sbagliando io e hanno ragione gli altri. Io, ripeto, sono venuto a portare delle domande in più, un punto interrogativo in più, non una risposta. Io sono un ricercatore, non sono un guru, non sono un maestro e non ho nessuna verità. Quello che trovo cerco di metterlo in condivisione con chiunque. Se mi sbaglio sarò il primo a dire oh caspita mi sono sbagliato, per fortuna. Lo dico sempre, mettendo a repentaglio la mia reputazione, il mio nome, la mia carriera stessa. Dico, se io sto dicendo una cavolata di quelle grosse, cancellate il mio nome dai cataloghi, fate in modo che nessuno compri i miei libri, perché non voglio passare alla storia come un bugiardo. Ecco perché io mi sforzo di fare un lavoro di ricerca il più possibile asettico, quasi da studio medico. Io lascio parlare i fatti e faccio vedere dove gli altri probabilmente tagliano la verità per non farci capire le cose per bene. Se poi viene recepito in maniera diversa o se sembra che io abbia un po' esagerato, gonfiato, ci sta, voglio dire, forse non sono neanche tanto bravo a spiegarmi. Mi piace pensare che ho suscitato un dubbio in più e invece di dire no è vero, quello lì, il Dio biblico è un emerito, da oggi magari qualcuno dirà forse non è proprio così. Se almeno uno si è posto questo quesito oggi vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Allora io sono uno di questi. Sono convinto che quello che hai detto è vero di Sirio, è vero di Sirio, è vero di siriani che sono presenti qui. Però ti faccio una domanda per chiedere qual è la tua prospettiva in merito a quello che hai detto prima, dei popoli. Allora, io ho cercato di dimostrare nel nuovo libro che ho scritto che chi interviene sulla Terra lo fa attraverso i corpi umani. Non avendo dei corpi, loro, oppure vivendo in dimensioni dove il loro corpo non può essere portato qua giù, le condizioni non permettono ai loro corpi di sopravvivere qui, sono costretti a utilizzare dei tramiti umani. Così, un esempio. Voi guardate la foto di Hitler quando era capolare e guardate la foto di Hitler Führer. Pensate che sia la stessa persona? Lui ha avuto i 3 giorni di buio, quando esattamente nel 1917, 13 ottobre, è diventato cieco per 3 giorni. E lui da lì ha cominciato ad avere delle visioni strane, a sentire delle voci che prima non sentiva. Chi c'era prima di lui, come diversi medium, diceva il nuovo Messia sta arrivando, lo chiamavano il nuovo Nimrod. E Nimrod è il fondatore della razza dei Sumeri, uno dei capostipiti, uno dei re più importanti dei Sumeri. Il nuovo Nimrod, proprio quello. Per chiudere tutto mi dispiace, vi ringrazio tantissimo, spero che abbiate apprezzato. Se volete trovate anche il suo libro fuori, di scrivere parole di autori.